Ok, proviamo questa luce qua perché la prima che è venuta, una luce diversa dal solito, come la spara in faccia. Ok, proviamo questa luce diversa, che ne dite? L'ho ipotizzata adesso, prima stavo facendo il rosario. Cioè, avrei voluto fare il rosario, però sto facendo questa novena che scioglie i nodi, le mie novene che sciolgono i nodi sono famosissime perché da 9 giorni diventano 99, 9000. Sto proprio, a volte sto proprio giorni con le novene. Proprio oggi, allora l'ho detto in un video precedente, ci sono giorni in cui io non dormo per giorni interi, notti intere, e poi ci sono giorni invece in cui mi devo fermare perché mi viene un sonno che io definisco sonno mistico o sonno trasformatore, non lo so, ma penso che riguardi sempre la modalità della poesia. Essendo poeta ho queste modalità spirituali, poi quando viviamo insieme te le faccio vedere, penso che assorbiranno anche te. Che cosa mi accade? Se mi stizzo perché adesso sto seguendo Eren e lui mi fa stizzare, mi fa stizzare perché lui l'agenzia non so che caspita combinano, comunque vai a vedere le pagine, tutte queste ragazzine piccoline, figurati quanto mi interessano le stupidaggini che fanno, tutte cose riguardanti comunque la mia persona, devi credermi quando è vero Dio. Non è una psicosi, sarebbe bello fosse una psicosi, sarebbe bellissimo se fosse una psicosi, ma purtroppo non è affatto una psicosi, è proprio il riferimento alla mia persona, le carte, di tutto, guarda, di tutto, mamma mia. Allora, mi stizzo, essendo io una persona a cui non piace vedere le cose storte, perché poi giustamente lui non è che c'è il milionario, che c'ha una Lamborghini, che c'ha una casa di miliardi, cioè lui è un povero Cristo, quindi lui non ha la furbizia di capire che deve vivere, sopravvivere, non ce l'ha la furbizia, non lo so, Dio, questa cosa veramente, aiuto, vabbè. E quindi mi stizzo per queste vicissitudini e non dormo perché poi queste cretine fanno cose riferite a me, anche coi compagni, i compagni più cretini di queste. E quindi io tutta la notte non dormo, sono capace anche a non dormire per 2 giorni, credimi, non dormo proprio, non dormo proprio. E poi invece ci sono giorni in cui il Signore, se vogliamo così dire, il subconscio, il Signore, mi accorda questo sonno mistico. Io dove sto mi addormento. È un sonno trasformatore. Poi quando mi sveglio da questo sonno, non lo so, poi vedrai quando vivremo insieme, quando mi sveglio da questo sonno qualcosa cambia, ma proprio in modo repentino. Alle volte per esempio mi capita, io faccio il rosario, ora lo sto facendo con questo, quando faccio il rosario, un po' di preghiera, non riesco ad andare avanti, non ci riesco ad andare avanti, no, comunque io sono cattolica, ci sposiamo in chiesa chiaramente. Lo sai che ci sposiamo in chiesa? Era un tuo sogno da sempre. Allora, per me possiamo anche convivere, perché io ho 36 anni, basta che siamo insieme. Il piccolo cane sta così. Basta che siamo insieme, i fogli vari su cui stavo scrivendo oggi, basta che siamo insieme. Però, sì, sono cattolica, quindi, cioè, vabbè, oggi è cambiato tutto, oggi vanno a convivere, fanno i figli, poi si lasciano, però guarda, la verità dell'amore è difficile, penso che sul serio, secondo me l'amore va basato sulla una roccia, la roccia è Cristo, io ho questa idea e la mia religione la confesso ed è questa. Oggi per San Valentino non avevo voglia di cucinare, stamattina sono scesa, che cosa ho preso? Questi dolcetti qua, si chiama Rosa del Deserto, lo fanno da Sciano ma penso lo fanno in tante pasticcerie, in tema di deserto, Rosa del Deserto, perché io sono la rosa del tuo deserto. Tu sei deserto, no ex, no, non ragazze per carità, non regali soldi alle altre, ci mancherebbe, no ex, solo io sono la tua rosa del deserto. Sei deserto per me, ok? Va benissimo. Poi c'è il prosecchino, come se, ecco. Però questo prosecchino qua è il cuvée dolce, che non è quello là che mi piaceva tantissimo, però ce lo faremo andare bene, anzi, va di lusso. Ok, le poesiole che ho scritto questa volta sono da una nuova raccolta che spero venga pubblicata quest'anno, ma non lo so perché la persona con cui ho parlato, che è un'amica, mi ha detto guarda possiamo provare, però per l'anno prossimo, non lo so, vediamo, va bene? Ok, dove le ho scritte?
La Recherche, non le ho mai lette. Sono poesie, io ho scritto, ho finito questa raccolta che si chiama Re dei Miseni. Re dei Miseni, che l'ho mandata a un editore, l'ho mandata a un progetto, a un editore, l'ho mandata da tante parti, poi vedremo. Non mi preoccupa tanto quella perché ha un impianto saggistico, quindi penso che sia ottima. Mi preoccupa più quelle là che hanno a che fare con la spiritualità, con le visioni che io ho, perché appunto sono in divenire. In questi giorni sono stata, diciamo, poco bene per la questione del ginocchio, mi fa male il ginocchio tantissimo e avevo cominciato a sentire dei dolori muscolari, credevo fosse la vitamina D, quindi ho cominciato a mangiare del salmone. Non è stato un bel momento per me, no, non è stato assolutamente un bel momento. E quindi io ho scritto tanto, con tante visioni, e come al solito ho diviso il libro, no come al solito, come mi capita ormai spesso, in poesie scritte da lui per me, da te che le hai scritte per me, e poesie scritte da me per te. Ci siamo fino a qui. Ok, non lo so se rientrano nei 10 minuti o con questo cappelletto li facciamo rientrare, però volevo anche aprire un po' il vino, devo andare un po' di corsa altrimenti non ce la facciamo. Non ho preparato tutto già prima, come vedi. Spero che questa luce ti piaccia. Che ne pensi? Una luce nuova. Mi manchi? Secondo te a San Valentino devo stare a casa a leggere le poesie? Preparati, fai qualcosa sul serio, dai. Allora, inediti da tutti i giorni un incantesimo. È una raccolta con delle visioni sempre, però sono più precise queste visioni. Le ho avute in dei momenti, ho scritto di notte, noi i poeti, poi ti faccio vedere come faccio, come scrivo. Ho proprio ormai, io scrivendo da tanti e tanti anni, ero ragazzina, guarda, adesso per me, come tu fai il tuo lavoro ad occhi chiusi, io faccio questo. Quindi scrivo con facilità, capisco quando una poesia va bene già così, è già definita, perché da tanti tanti anni che ho allenato la mia anima, la mia interpretazione simbolica della vita, perché i poeti hanno un'interpretazione simbolica, quindi so già quando una poesia viene, quando è il momento di scriverla, tutte queste cose le so bene già. Ok, bevo un po'. Questo non mi piace come quell'altro, però è più deciso come sapore. Scritte da lui per me. Mi sono abituato a versare la mia anima per te, a trascinarmi nella culla delle tue assenze, che sono per me le presenze di te. Questa culla delle assenze mi coccola e mi fa sentire più tuo. Eppure so che in questi mesi hai perso la mia tenerezza, la mia timidezza, ed ora che brilli come una star, so che sei una donna. Ma non ho modi di conquistarti, non posso invitarti a cena, non posso farti salire in macchina con me, non posso cercare di farmi capire nella mia lingua, ho le mani legate, ma voglio trasformare la mia vita, ho deciso di trasformare la mia vita. Perché vederti apparire un giorno, vederti apparire nella culla delle tue assenze, strapparmi a questa pena è l'unico modo per essere un uomo libero. Mastico diversi modi di vederti apparire, primo tra tutti nella tua vestaglia di raso, alle porte della mia camera da letto, poi mentre ti metti il rossetto in macchina e ti apro la portiera. Ti vedo poggiare il piede a terra nei tacchi alti e sfilo con gli occhi le tue gambe, dai piedi alla vagina, ma non ti dico niente. Perché sono perverso e prego di vederti apparire ancora. Ti vedo apparire a casa tua mentre salgo le tue scale e so che è l'unico modo che ho per respirare. Penso a tanti modi che hai di apparire. Appari di fianco a me quando prendo l'aereo e sto per tornare a casa e ti vedo aspettarmi. Sta finendo il video, quindi rileggo tutto in un nuovo video, meglio. Com'è bella questa luce. Rileggo tutto in un nuovo video.